telespettatori, ben ritornati con noi in collaborazione con Confcommercio Unione Venezia, perché dobbiamo fare il punto su alcune situazioni molto calde. Abbiamo quindi piacere di riavere con noi in studio il presidente regionale Confcommercio Massimo Zanon. Grazie di essere qui con noi, presidente, unitamente a Edison Mariva, che è consigliere delegato della presidenza Confcommercio del Veneto, con un'esperienza incredibile anche nel settore turistico per quel che riguarda la regione Friuli Venezia Giulia. Insomma, ho cercato di fare meno danni possibile. Si muove bene in tanti ambiti e settori che in questo momento sono più che mai strategici, sì. È innegabile dirlo. Allora cercheremo di guardare anche un attimo all'Europa, ovvero in un momento così particolare delle opportunità, se possono arrivare a venire a settori turismo e commercio anche delle nuove progettualità europee. Ma intanto andiamo a quello che è un po' l'ordine del giorno, che allarma non poco tantissimi addetti ai lavori, non solo del settore commercio, servizi e turismo, liberi professionisti in generale. Primo tema, che voi avete avuto anche una dichiarazione ufficiale, anche il nazionale è uscito, è quello del POS. Poi parleremo del canone RAI, che è arrivato a casa di tantissimi liberi professionisti, alcuni anche ci hanno scritto di parlare di questo tema, anche artigiani che non hanno neanche il computer, per cui sono rimasti allucinati. Però questo è un altro delle dirette. Incominciamo col POS. POS per tutti, praticamente. Questa è un po' la provocazione che si vuol dare. Troviamo anacronistico e soprattutto poco informato chi mediamente tratta questi argomenti sulla carta stampata e qualche volta anche nelle TV. Perché sembra che siamo un paese ancora al tempo dell'anteguerra. In realtà la modernità è stata raggiunta già da molto tempo e molte aziende del POS ne hanno fatto un compagno di vita insostituibile. Ma i 30 euro sono già una cifra che spesse volte sono molto superiore a quella che è la battuta media che uno ha nel suo. Basta pensare al mondo del rifornimento di carburanti, basta pensare al mondo dei pubblici esercizi, basta pensare a tutta una serie di servizi spicci alla stessa spesa che si va a fare al supermercato, e se uno deve pagare con la carta di credito o con il POS, che sono però intese come bancomat, due cose diverse, la situazione non è altro che un completamento di un'ulteriore possibilità da dare all'utente, ma non deve essere vista come un'ulteriore gabella. La verità invece è che chi dà questo servizio dovrebbe aver ridotto i costi bancari assolutamente in maniera molto ma molto più efficace rispetto a cosa oggi noi paghiamo singolarmente, che poi sono in base anche tra le carte di credito e tra i bancomat costi diversi, ma che comunque non sono uguali per tutti. C'è un impegno da parte del Ministro alle attività produttive di sedersi a un tavolo insieme anche alle banche per trovare una formula che non sia penalizzante, perché noi rappresentiamo moltissime aziende che hanno un margine operativo, pensiamo alla carta stampata, cioè chi vende giornali, certo, chi vende tabacchi, chi vende alimentari, che non hanno margini così importanti che magari pagare un 0,40, 0,50, 0,60 se uno ha il POS inteso come bancomat, o se l'altro ha il POS inteso come carta di credito e quindi 1,40, 1,50, 2 euro, 2%, per un servizio che non dà nessun beneficio a chi ti dà questo servizio. Allora a questo punto bisogna fare chiarezza. È giusto che ci sia l'innovazione per quel mondo che non lo ha fino ad oggi usato, ma è un'opzione, perché esiste ancora l'assegno, esiste il bonifico, esiste la possibilità di pagare contanti fino a 990 euro. Quindi la partita non deve essere vista come così abbiamo risolto il problema dell'evasione. Sembra che siamo tutti degli evasori, e uno con 30 euro dove va in Italia? Non arriva neanche a fare l'uscita di casa. Quindi non ci prendono tutti per imbecilli. Cosa ne dice lei? Ma perché io poi dico nei due punti di vista, quello del cittadino che non è coinvolto in questo, che fa l'osservazione, è un metodo, appunto come dice il Presidente, per controllare l'evasione fiscale che in certe categorie è frequente. Il libero professionista dice, ma io che me ne faccio di un POS? È un costo effettivo. Una cosa è giustamente dare un servizio in più, pubblico esercizio, è corretto che ci possa essere. Però altri no, non ne vale neanche la spesa, no? Oppure hanno... Vero. C'è una iniquità di fondo, perché la premessa a questo intervento viene dall'Europa, perché ormai viene tutto da Bruxelles, non facciamo più nulla in Italia e men che meno a Venezia.
E l'Europa dice che il costo del contante per il sistema paese è troppo rilevante. Bisogna Cosa vuol passare. dire il costo del contante? Vuol dire che usare il contante per pagare, poi prendere il contante, registrarlo in cassa, portarlo in banca, per il sistema che lavora sul denaro, è un costo complessivo che un paese come l'Italia non può permettersi, dice l'Europa. Tanto se lo paga il cittadino, per cui che problema no. Allora vuol dire che parla di una filiera, cioè parla di chi emette la moneta, di chi la distribuisce, di chi la usa per pagare, di chi la riceve come stipendio o come ricavo, di chi la usa per pagare e di chi poi a sua volta la utilizza per pagare un servizio che offre al cliente. Allora questa filiera molto articolata in Italia ha queste iniquità. Questo è un servizio a favore del cittadino, diciamolo così, l'ha detto prima anche Massimo Zanon. Bene, il cittadino ha questa opportunità in più. Anche per 1,20 €, io adesso che faccio il pendolare con i treni, vedo che alla cassa delle stazioni si paga il caffè, anche 1 euro, non 1,20 €, con il bancomat. Questo. Allora, per il cittadino giustamente non ci sono costi, è un'opportunità in più, ma un servizio nell'economia dei servizi costa. Sì, certo. E il costo di quel servizio abbiamo l'impressione che sia esclusivamente sull'accettante. Perché? Perché non c'è un mercato così vario per cui io posso prendere il post A o il post B o il post Z. Sono uniformati perché questo sistema potente che è quello del credito delle banche non è un sistema pluralistico, è un sistema perlomeno oligopolistico, molto forte rispetto ai singoli. Questo non funziona. E allora non è giusto continuare a pagare che paghino sempre i soliti noti, sostanzialmente. Ecco, questo in questo senso iniquo. Però concordo anch'io che è una grande opportunità per un consumatore che giustamente la mattina esce sempre meno con gli spiccioli e con le carte e si fa pagare magari lo stipendio col bonifico, lavora solo con le banche, ormai lavoriamo tutti online più o meno e quindi anche questo dovrebbe essere. Certo. Però capisco che non è giusto e quindi il ministro Guidi quando promette all'inizio di giugno che si fa un tavolo con le categorie, con le banche per ridurre giustamente i costi della filiera, lo facesse. E lo fa, e mantenere la promessa. Si dice e non si fa. Vi do subito la parola, pronto? Pronto, buongiorno. Mi chiamo Adriana, senta, vorrei dire la mia opinione per quanto riguarda questo post per tutti. Sì. Io da ignorante in materia, diciamo, io penso che sia un sistema non per l'evasione, ma per dare la possibilità, per far girare, per far lavorare i negozi, che così quando si paga con la POS, diciamo, con il bancomat, non sembra mai di spendere, ma invece ti trovi alla fine che spendi di più. Certo. Che non quando usi la moneta. Questo è un sistema perché per i negozi per lavorare di più, perché giri di più soldi, insomma, ecco. Certo, capito. Fittizi magari, ma insomma, perché l'economia si muova, esatto. Questa è la mia opinione, grazie. Grazie signora, grazie del suo intervento. Allora, dal punto di vista psicologico, sociologico, è un dato di fatto, perde il senso della misura, cioè avendo una semplice carta. Noi siamo molto preoccupati di questo aspetto, con una popolazione tendenzialmente molto vecchia, che finora chi non ha voluto farlo liberamente non deve essere obbligato ad avere la carta di credito piuttosto che il bancomat. È evidente che si mette in condizioni molte persone, magari ancora inesperte, a spendere di più di quello che hanno a loro disposizione e quindi si vanno a creare ulteriori ansie, ulteriori difficoltà. Non è tutto oro quello che luccica. Noi non pensiamo che uno deve spendere senza sapere di avere speso, perché in ogni caso se fa un acquisto che non era nella sua portata, la volta dopo non lo farà mai più. Quindi non viviamo di agevolazioni così tout court, ma pensiamo che per noi il cliente sia la nostra vera forza e con il cliente dobbiamo dialogare, non pensare che sia un pollo da spennare, come abbiamo sempre detto nelle nostre occasioni di incontro. Ci sembra più opportuno essere consapevoli sempre di quello che si fa. Se uno vuole spendere con i contanti lo faccia, se uno vuole spendere con le carte di credito lo si faccia. L'importante è che ancora una volta l'impresa non venga penalizzata, perché non ne può più, ha 3.000 costi, lei poi me ne chiederà di altri possibili e questo non lo possiamo accettare. Assolutamente. Questo non è, come dice la signora,
un obiettivo, è un pericolo, un rischio, noi lo vediamo così. Cioè la stessa Speriamo che non succeda. La stessa categoria lo vede come un rischio, per cui possiamo immaginare, ma magari c'è chi, come la signora, dice che sono una cittadina consumatrice, io lo vedo come un modo per far muovere di più l'economia che sia stato adottato. In realtà la ratio sembra essere diversa e comunque a un certo punto l'economia si muove fino a un certo limite e poi oltre purtroppo non può assolutamente andare. Non sono previste sanzioni per qualora il professionista non si dotasse di POS, partendo dal principio, come dicevate giustamente voi, che deve essere un servizio dato al cittadino, cioè tu offri questo servizio, avrai modo di accattivarti più clientela che è disponibile a pagare in questi termini, però un obbligo come è stato messo diventa poco democratico, però tant'è. Però non c'è la sanzio. E questo ci fa sembrare una cosa, almeno alla fine, un po' razionale, perché è fondamentale un aspetto: se uno non ha la possibilità di avere quel tipo di servizio, può sempre ovviare qualche minuto dopo andandosene a casa, mandando quello che può essere un bonifico, mandando quello che può essere un assegno, piuttosto che un altro tipo di pagamento concordato, sempre rimanendo dentro un'emissione di una fattura. Perché non ci sia l'evasione non è un problema come viene pagata, ma è che ci sia un pezzo giustificativa che dice questo è stato un servizio fatto. A quel punto in qualche modo quel servizio va pagato, perché non ci sarà mai nessun pagamento se non c'è un corrispettivo emesso da qualche parte. Giustissimo quello che dice il Presidente. In più aggiungiamo un po' di futuro. Finiremo col pagare tutto con i telefonini. Allora questo, se è moral suasion, come ha detto autorevolmente il nuovo direttore di Equitalia proprio oggi sui giornali, cioè il non mettere la sanzione e introdurre l'obbligo, beh allora questo può essere, forse speriamo che acceleri il processo complessivo del sistema a consentire al consumatore di fare ormai tutto col telefonino, perché si farà tutto col telefonino. Se lo vuole fare, libertà. Esatto, perché costringere le persone a fare le cose non funziona, esatto, personalmente non sono neanche favorevole tanto a queste metodiche, perché uno deve essere anche libero di poter girare senza avere sempre questi supporti. Lo so, però con questo già si può trasferire il denaro tra il mio telefonino e il suo, certo, con una semplice funzione. No, ma la volontà di essere volontariamente, se si vuole, liberi. Però attenzione che questo riguarda il settore del commercio, più volte ci hanno fatto questa obiezione anche i telespettatori, addetti ai lavori. All'estero circola il contante, soprattutto nei paesi che adesso sono emergenti, innegabile dirlo, vabbè, ci sono paesi come la Russia che arrivano qui con dosi importanti di contante, non hanno nessuna intenzione di usare bancomat o quant'altro per ovvie ragioni. I paesi del Medio Oriente arrivano con contante in abbondanza e anche altre realtà. E si vedono molti operatori del settore, negozianti ma non solo, costretti a non poter accettare questi contanti che vengono offerti. Che cosa, a questo modo qui è ovvio che si vuole andare verso ogni tipo di pagamento fatto in un certo modo, ma se nel resto del mondo non funziona così, cioè non possiamo essere... Noi abbiamo delle difficoltà già emerse per quanto riguarda i frontalieri. Essendo noi zona facilmente raggiungibile di frontiera, verso il Friuli piuttosto che verso l'Austria, piuttosto che verso la Svizzera, è segnalata una uscita che non era mai esistita prima, anche di mercato che era tipicamente di italiani su italiano, che va all'estero a fare gli acquisti perché non vuole far sapere quello che fa. Eccola, ma era gli stranieri li fanno lo stesso fuori, prima di arrivare in Italia o dopo che ne escono dall'Italia. È un rinunciare a un qualcosa che è assurdo per il semplice motivo che o siamo paesi da questo punto di vista che si organizzano tutti allo stesso modo, o se no facciamo una battaglia sbagliata per il semplice motivo che poi tutto porta ad avere, stiamo parlando sempre di soldi che noi consideriamo leciti, non pensiamo a altri tipi di riciclaggi che non ci interessano. Parliamo di piccole somme che comunque... Tanto quelli ci saranno sempre, per cui possono inventarsi... Sì, però allora non li dovremmo difendere, noi cerchiamo di dire... Se io devo acquistare un Rolex e so che in Italia devo fare tutta una trafila, devo fare una dichiarazione da dove mi arrivano i soldi, piuttosto che stabilire soldo per soldo da dove arrivano, perché ci sono dei paradossi, faccio un'ora di strada, vado in Slovenia, mi prendo il mio Rolex e me lo porto a casa, è finita la storia. E quindi non si capisce, visto che il paese è per la parte più importante, che sarebbe il nord,
confinante con tutti i paesi altrettanto competitivi che non hanno questa regola, non si capisce noi cosa stiamo imbarcando per inventarci sempre più gabelle, dopodiché uno sale in aereo, va a Malta a fare gli acquisti, spende 40 euro di aereo e porta a casa tutto quello che vuole o viceversa. La verità è questa, oggi pochi italiani hanno questa disponibilità e ci stiamo prendendo anche quella invece degli stranieri, che porterebbero una moneta fresca, che porterebbero denaro contante, che darebbero linfa a molte attività che in questo momento soffrono, e neanche quella siamo capaci di intercettare. Siamo autolesionisti, però vogliamo che il paese cammini retto, non si capisce in base a quale logoritmo. Anche qui c'è un aggancio con l'Europa, sempre in negativo vissuto al paese, sin dalla mucca pazza, quando hanno messo al bando la Fiorentina, che non è stata una scelta dell'Europa come ci hanno raccontato, è stata una scelta del loro ministro all'agricoltura, che ha interpretato in maniera di parte una norma generale dell'Unione Europea. Adesso su questo pagamento in contanti in Europa c'è una soglia, è 2.500 euro. Allora perché c'è questa disparità di trattamento? Perché dobbiamo sempre farci male? Siamo dei tafazzi evidentemente, e questo non va bene, perché non è solo lo shopping, come giustamente diceva il Presidente. Pensi alla Carinzia, ci sono degli ottimi alberghi, ne abbiamo anche qua, ma tutti hanno la spa. Sì. Allora il russo dove va a fare il weekend lungo? Magari atterrerà anche a Venezia, che ci sono degli ottimi voli con Mosca, però va tranquillamente in Carinzia, dove può non essere riconosciuto. Non è un problema di evasione, sono d'accordo, è un problema di, diciamo, di riservatezza, di privacy, poi si fa accompagnare da chi vuole. E allora perché deve ostentare nome, cognome? Anche sulla registrazione dei nominativi è diversa la legislazione nei vari paesi. Noi siamo sempre molto zelanti, dobbiamo sapere tutto di tutti. E poi magari scopriamo che il volume d'affari della corruzione è quasi pari al volume d'affari dell'evasione. Assolutamente, poi vediamo come le sanzioni, quali possono essere in questi casi. Allora, l'argomento, però in conclusione l'argomento posto, dove parliamo dell'altro capitolo, voi come categoria, quello che ci chiedono, cosa state facendo, e quindi chi ci ascolta che appartiene alla categoria, cosa vi sentite dire di fare? No, noi l'unica cosa che possiamo dire è che da sempre abbiamo iniziato un percorso di battaglia che continueremo a fare, perché questo tipo di servizio, che deve essere dato anche in funzione di una modernità della pluralità di scelta che il cliente deve fare, deve essere il meno oneroso possibile e deve essere fatto capire che su quel servizio noi abbiamo un costo e non certamente un beneficio. È vero che incassiamo i soldi subito, ma anche se uno prende e paga contanti incassiamo, e non abbiamo rischio del furto del contante. Certo. Ma è anche vero che questo rischio da una parte, assicurarsi dall'altra, paga la vigilanza dall'altra, alla fine tutto si somma, e i margini che hanno le imprese negli ultimi 10 anni con la tassazione assurda che abbiamo in Italia si sono talmente ridotti che per troppo sicurezza uno deve chiudere, e allora bisogna metterci un freno. Bisogna metterci un freno forte, con grande determinazione, e non far passare il messaggio che qualcuno vuole mantenere la vecchia visione antica dell'impresa, ma l'impresa è sicuramente destinata a modernizzarsi e ad essere sempre al passo coi tempi, ma non lo possiamo fare in un paese che una volta ci considera da premio Nobel, un'altra volta ci considera spezzatura. Quindi fare comunque il POS e attendere, oppure... No, bisogna che il governo italiano vada oltre gli annunci e faccia i fatti. Allora, in questo lo stanno modo, aspettando anche in Europa. Lo stanno aspettando tutti, e ieri credo che il nostro Presidente del Consiglio ha avuto qualche scontro anche forte, ma secondo me ha difeso bene, ha difeso bene il suo Paese. L'importante è che riesca a fare, che riesca a venire fuori da queste pastoie e ci dia qualche risultato, che il Ministro Guidi, che abbiamo apprezzato e rispettato in Assemblea con Commercio Roma, chiami le parti, ci troviamo e ragioniamo, perché credo che ragionando si possono risolvere tutti i problemi. L'importante è che ci sia una parità di dialogo e di dignità. Perché l'avete apprezzato? Cos'è che è venuto fuori da Roma? Perché ha parlato, lei è imprenditrice, ha parlato a un mercato forse lontano dal suo modo di pensare, perché lei è un industriale,
Ma ha detto delle cose sacrosante, ha rispettato i corpi intermedi, ha detto che i corpi intermedi sono funzionali a portare le istanze in maniera corretta al governo, alla politica, ha fatto anche un piccolo bagno di umiltà come politica, è un buon personaggio. Quindi vi ha fatto una buona impressione, questo è importante, questo è rilevante. C'è stata un'apertura che noi abbiamo parzialmente apprezzato, che è quella sui temi della domenica, che qui in questa trasmissione abbiamo più volte discusso, che non è secondo noi ancora ben recepita, ma sappiamo benissimo che ci sono ancora delle grandi frange di parlamentari che vorrebbero mantenere lo status attuale, cioè sempre aperto, e continua quindi questa polemica. Alla fine, se riusciremo a portare a casa un qualcosa di diverso rispetto alla situazione attuale, sarà il merito di tutti, ma Confcommercio ha sempre detto che piuttosto di parlare, di fare delle crociate che poi alla fine rimangono solo dei buoni intenti ma senza risultato, bisognava lavorare a quel tavolo. Ecco, quel giorno la presentazione del Ministro diceva arriveremo a 12 domeniche. Noi puntiamo qualcosa in più, sappiamo che forse non ce la faremo con grande facilità, però 12 rispetto a 54 è già un passo avanti. È già qualche cosa rilevante, è importante anche ricordarlo. Pubblicità rapidissimi, poi torniamo con voi.